Il plebiscito d'ottobre è ancora nel cassetto dopo 3 anni di trattative, spiragli e bruschi stop, un braccio di ferro che solo la pandemia ha di fatto allentato, pur ponendo nel concreto il tema dei rapporti di forza tra regioni e governo. Era il 22 ottobre 2017 quando oltre 2 milioni di veneti votarono sì al referendum per l'autonomia, circa il 57% degli aventi diritto, il 98% di chi si presenta alle urne. Se non ci fosse stato, io lo ribadisco per una convinzione oggettiva, il referendum appunto di 3 anni fa, non si sarebbe mosso nulla, perché una deliberazione del Consiglio regionale, l'avevano fatto in precedenza anche altri consigli regionali di altre regioni, non avrebbe pescato assolutamente nulla. Un risultato storico tanto da far dire a Luca Zaia, promotore della consultazione "Vincono i Veneti", il senso civico del Paroni a casa nostra, ma l'onda autonomista che parte dal Veneto si infrange contro i palazzi del potere romano. Nel 2017 al governo c'è il premier Gentiloni, poi arrivano il Conte 1 e il Conte bis. Nel Conte 1 c'è anche la Lega, ministro competente all'epoca la vicentina Erika Stefani. Abbiamo lavorato veramente molto duramente durante il ministero che ho retto io nel governo Conte 1, ma quel lavoro in realtà è stato accantonato. E Zaia continua a chiedere la piena competenza su tutte le 23 materie che la Costituzione riconosce poter essere amministrate a livello regionale, dall'istruzione ai rapporti con l'Unione Europea, credito e produzione di energia. Il nodo è proprio questo: tutti si dicono favorevoli all'autonomia regionale, più volte evocata dallo stesso Mattarella, ma sul numero e la qualità delle competenze apriti cielo. Nel frattempo, in queste settimane, il ministro Boccia ha inserito la legge quadro sull'autonomia nella nota di aggiornamento al DEF. Quante volte era accaduto che fossimo arrivati al punto in cui il governo ha tra le mani, formalmente tra l'altro, la questione. Adesso naturalmente il Veneto darà tutti i suoi contributi di carattere positivo. A 3 anni dal voto il pressing di Venezia continua, così come la conta dei giorni persi sulle nostre emittenti.